Check, 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 check. Padre, gloria a te, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva. Sì? Check, check, check. One test, check, check, check. Check, one. Alleluia, alleluia, alleluia. Io det al Signore in tiuste, ai voi in sur stadi laudalu, laudait il Signor cula citare ad isguardi faceiti unetiante. Parece che la paraule dal Signore è giuste e fedele ogni sopore, lui al tempo onestate pedretece, dal buon cur dal Signore e in colme la tiere. Una sola cosa, Isai, ricordate, sentite l'accordo, ma non si fate immediatamente, vi do io l'attacco, così lo sentiamo con calma, ma lei un po' non so. Io mi spenti di una roba, mi arriva un'altra, non li qua. Tutte le risposte li sapevi, no? Quello prima è teografia.
fondo? No, hij bedoelt Fravis, voorzitter leren. Genitori, pastorale giovanile dietro, davanti Chirichetti, sedetevi dietro. Padre Lorenzo! Buona genitori, cosa avere 13 eventi consolati, poi se me lo occupate tutti i posti. Non esagerare. No, tanto qua è libero. Chi è che vi dà il pass? Chi è che vi ha dato il pass? Chirichetti, ci siete? Sì! Tenete il berretto sulla testa, mi raccomando, Chirichetti davanti, non dietro, i chirichetti davanti, chirichetti davanti, chirichetti davanti. Orbo freddo e 14.
Macaco. Iniziamo a prendere posto per prepararci alla celebrazione della Santa Messa. Invito le autorità ad accomodarsi per iniziare insieme la celebrazione. Grazie. Invito tutti ad accomodarsi per iniziare la celebrazione. Benvenuti a tutti! È una bella domenica di sole e non lamentatevi che c'è il sole, metteteci un berrettino sulla testa. Benvenuti a tutti a questa convocazione ecclesiale che ci vede tutti partecipi, questa convocazione voluta dal nostro arcivescovo Monsignor Riccardo Lamba. Siamo qui rappresentanti da tutto il Friuli e dalle diocesi invitate. E allora iniziamo una serie di saluti. Saluto con affetto le parrocchie con tutti i loro parroci. Non sento bene. I parroci, i diaconi, i religiosi e le religiose, i consigli pastorali, ci sono? Le famiglie con i bimbi. Saluto i tantissimi gruppi giovanili che fin da stamattina sono qui. Saluto i carissimi chierichetti ministranti. Le catechiste e i catechisti. I membri delle Caritas parrocchiali, i volontari della carità. Saluto gli animatori della liturgia, i lettori, i ministri straordinari della comunione. E se me lo consentono, saluto le autorità regionali, i parlamentari, i sindaci, gli amministratori locali, le rappresentanze civili e militari presenti. A tutti un benvenuto carissimo e cordiale. Saluto le cantorie e i cori delle parrocchie.
gli strumentisti che animano la nostra liturgia. Un saluto ai crociferi con le loro croci che rappresentano le nostre comunità. Saluto tutte le associazioni e movimenti ecclesiali, le associazioni del mondo del volontariato, gli scout, gli insegnanti. Saluto le comunità etniche cattoliche qui presenti e provenienti dalle varie parti del mondo. Saluto i vescovi e i rappresentanti di Gurk Klagenfurt, Willkommen, di Lubiana di Capodistria, Dobro Došli. Saluto i rappresentanti delle chiese sorelle e di altre confessioni cristiane che sono qui presenti. Un bel applauso anche a loro. Saluto i rappresentanti attraverso le televisioni, le radio e i giornali che ringraziamo per il loro prezioso servizio. Salutiamo anche i malati e gli anziani che partecipano da casa, dagli ospedali o dalle case di riposo. E salutiamo anche i nostri amici detenuti nelle nostre case circondariali, anche a loro giunga il nostro saluto. Un saluto e un ringraziamento di cuore a tutti gli operai e le ditte che hanno lavorato per realizzare questo grande evento ecclesiale. Saluto anche i membri degli uffici pastorali dell'Arcidiocesi e tutti i collaboratori che con particolare zelo si sono impegnati in questi mesi di preparazione. Cari amici, nei mesi successivi i due terremoti del 6 maggio e del 15 settembre 1976, un fiume di grazia riempì la nostra diocesi e la nostra terra, facendo risplendere la carità e la testimonianza cristiana. Mentre le elencherò, saluto con affetto e do loro il benvenuto in questa celebrazione ai vescovi e ai delegati delle diocesi gemellate. Davvero possiamo parlare di uno stivale di carità, l'Italia. Brescia gemellata con Madonna di Buia, Como con Avilla di Buia, Firenze con Santo Stefano di Buia, Tortona con Tomba di Buia, Trieste con Urbignacco di Buia, Bergamo con Colloredo di Montalbano, Alessandria con Vendoglio, Avezzano con Magredis, Cremona con Pers, Mondovì con Farla, San Miniato con Susans, Cesena con Cornino, Novara con Forgaria, Carpi con Pignano, Vallo della Lucania con San Giacomo di Ragogna, Ivrea con San Daniele, Fiesole con Canebola, Vittorio Veneto con Campeglio, Fidenza con Masarolis, Gorizia con Chiusaforte, Foligno con Dogna, Trento con Moggio, Otranto con San Leopoldo, Mantova con Oseacco, Bologna con Resia, Reggio Emilia con Resiutta, Alba con Amaro, Modena con Cesclans, Messina con Terzo di Tolmezzo, Asti con Verzegnis, Vicenza con Artegna,
Torino con Gemona, Livorno con Ospedaletto, Arezzo con Flaipano di Montenars, Casale Monferrato con Attimis, Trivento con Forame, Napoli con Subit, Faenza con Cernieu, Mileto con Chialminis, Verona con Nimis, Fabriano con Ramandolo, Biella con Torlano, il decanato di Turro a Milano con Taipana, Foggia con Prossenicco, Lecce con Monte Aperta, Cuneo con Monte Maggiore, Roma con Osoppo, Ancona con Trasaghis, Acqui Terme con Alesso, Sora con Avasinis, Pavia con Braulins, Perugia con Peonis, Imperia con Bordano, Savona con Pioverno, Lucca con Portis, Genova con Venzone, Albano con Lusevera e Villanova delle Grotte, Piacenza con Pradielis, Lodi con Billerio, Taranto con Bueris, Aosta con Magnano, Ascoli Piceno con Aprato di Tarcento, Chieti con Coia, Città di Castello con San Mardenchia di Tarcento, Padova con Sedilis e Ciseris, Milano con Tarcento, Nola con Raspano. Solo per la nostra diocesi 67 diocesi gemellate con altrettante comunità. L'ultimo saluto, infine, con l'affetto e la preghiera, salutiamo i nostri cari morti che dal cielo sono in comunione con noi oggi in questa celebrazione, i 1000 morti del terremoto. E assieme a loro vogliamo ricordare tutti coloro che in vario modo hanno contribuito a far risorgere questa nostra terra e che ora pregano con noi e per noi. Ed ora prepariamoci ad iniziare la nostra celebrazione. Ci prepariamo accogliendo le croci delle nostre comunità.
Ci alziamo in piedi per accogliere la processione d'ingresso con il canto. Yeah.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. All'inizio di questa celebrazione do lettura del messaggio che Papa Leone ha voluto inviare attraverso il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato. A Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Riccardo Lamba, Arcivescovo Metropolita di Udine, nel 50° anniversario del terremoto in Friuli, che ferì profondamente codesta terra, Papa Leone XIV si unisce spiritualmente alla celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinal Matteo Maria Zuppi, in suffragio delle numerose vittime e in ringraziamento per quanti da diversi paesi portarono soccorso, affiancando la solerzia instancabile delle comunità locali, che ha consentito una ripresa rapida della vita e una ricostruzione esemplare, modello di rinascita civile. Il Santo Padre assicura il suo orante ricordo per coloro che persero la vita, rivolgendo la sua consolante parola alle famiglie che ancora portano i segni di quel distacco dai loro cari. Nell'evidenziare l'apprezzata solidarietà umana e cristiana manifestata in quella dolorosa circostanza dalle comunità italiane ed estere, il Sommo Pontefice auspica che la memoria di così tragico evento susciti il rinnovato impegno nella promozione dei valori della fraternità e della carità. Con tali voti, Sua Santità affida l'intera popolazione friulana alla materna protezione della Vergine Maria e dei santi patroni Ermacora e Fortunato, mentre volentieri invia la benedizione apostolica, pegno della continua assistenza divina. Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, dal Vaticano, 3 maggio 2026. Eminenza Matteo, Eminenza Giuseppe Bettori, Eccellenze tutte, Eccellenza Andrea Bruno, Eccellenze tutte, confratelli presbiteri, diaconi permanenti, seminaristi, consacrate e consacrati e tutti voi, membra di un popolo di battezzati, che Dio sia acquistato perché proclami le opere meravigliose che Lui ha compiuto in questi 50 anni di storia, anche attraverso di voi, provenienti da tante chiese sorelle gemellate con le nostre comunità. Mandi, grazie di essere qui oggi. A nome di tutto il popolo friuliano, io vi dico, io us ringrazi di cur, io vi ringrazio di cuore. Noi oggi siamo qui perché abbiamo risposto ad un invito bene espresso in un bellissimo canto in lingua friulana utilizzato nella solenne celebrazione eucaristica del Giovedì Santo in Cena Domini. Venite a cene, fradris, con me, sentasi insieme, c'è bel calè. La vosche usclame vue, fradis, ascoltaitele, che la mia vita è parve sculi, io
l'hai perduta. Noi oggi siamo qui per celebrare la Pasqua del Signore in una grande cattedrale. Quelle di Gemona e di Venzone non avrebbero potuto contenerci. In una grande cattedrale che ha il cielo come tetto, proprio come tante nostre comunità hanno fatto per mesi 50 anni fa. Noi oggi siamo qui perché il popolo friulano ha fatto realmente esperienza del mistero pasquale. All'Orcolat, che in pochi secondi aveva portato morte e disperazione in un venerdì di passione, il Signore risorto ha risposto donando semi di vita e di speranza che questo popolo ha saputo coltivare con pazienza e dignità. Noi oggi siamo qui per trasmettere a tutti questi nostri giovani, alle nuove generazioni, alle persone fragili, alle nostre famiglie, che non hanno conosciuto quel terremoto, ma che stanno affrontando tante scosse che rischiano di portar via la fiducia nel futuro, la fiamma sempre viva della fede e della speranza che solo a questo fogolar possono attingere. Ma soprattutto noi oggi siamo qui perché desideriamo essere tutti e tutti insieme pietre vive, preziose, scolpite dallo Spirito Santo, disponibili a collaborare anche noi all'edificazione della Chiesa, edificio spirituale le cui fondamenta sono nella tradizione di Aquileia, un ponte fra Oriente e Occidente. Chiesa chiamata per grazia di Dio ad annunziare ad un'umanità messa a dura prova da tante conflittualità che è Cristo e Lui solo la nostra speranza e la nostra pace. Chiesa che vuole continuare ad essere testimonianza viva, strumento tangibile della carità di Cristo, il quale ha dato la sua vita per noi, perché noi potessimo risorgere sempre con Lui a vita nuova. Mandi, mandi. Grazie davvero di questa bellissima occasione. E anche dobbiamo ringraziare i tanti confratelli, vescovi e rappresentanti di tante chiese d'Italia, perché fu un momento di grande unità e oggi ci ritroviamo a ricordare e anche a scegliere di pensarci sempre insieme per combattere tutte le avversità. Fratelli e sorelle carissimi, siamo il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui che ci ha chiamato dalle tenebre alla sua luce. 50 anni fa il terremoto ha devastato il Friuli, seminando morte e sofferenza e sfigurando i nostri paesi. Ma il Signore della vita era con noi e ci ha accompagnati in questo tempo di passione e di resurrezione. Accostiamoci a Lui, pietra viva, che gli uomini hanno ucciso e il Padre ha glorificato, per essere noi stessi pietre vive, l'edificio che lo Spirito edifica per testimoniare il risorto nel mondo. Supplichiamo Dio perché benedica quest'acqua con la quale saremo aspersi, la grazia del battesimo, per mezzo del quale siamo stati immersi nella Pasqua del Signore, sia sempre in noi. Gloria
Dio Onnipotente, che nei santi segni della nostra fede rinnovi i prodigi della creazione e della redenzione, benedici quest'acqua e fa che tutti i rinati nel battesimo siano annunciatori e testimoni della Pasqua, che sempre si rinnova nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.
Dio Onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno nei secoli dei secoli. Amen. Gloria in excelsis Deo. Preghiamo. O Padre che in Cristo, via, verità e vita, riveli a noi il tuo volto, fa che aderendo a Lui, pietra viva, veniamo edificati come tempio della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i 12 convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano,
uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Verbum Domini. Alleluia, alleluia, Iuldet al Signor in tiuste, ai voi in surstadi laudalu, laudait il Signor culacitare ad isquardis faceiti unetiante. Alleluia, alleluia, alleluia. Parece che la paraule dal Signore è giuste e fedele ogni sopore. Lui al tempo e onestate pedretece, dal bon cur dal Signore e in colme la tiere. Alleluia, alleluia, alleluia. Il voli dal Signor si poe sunchei che lo rispieti, sunchei che tal so bon cura speri, par strantiade muartlis lor vitis, partigniu in vite intim di miserie. Alleluia, alleluia, alleluia. Berilo ispervega pisma apostola Petra. Preljubi, Gospodu stopite, k živemu kamnu, ki so ga sicer ljudje zavrgli, a je pri Bogu izbran in dragocen. Staj se vendar živi kamni, zato se ugrajujte v duhovno stavbo, tako da boste svetu duhovništvo in boste darovali duhovne daritve, ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne Bogu. V pismu namreč beremo: Glej, na Sijonu polagan kamen, izbran in dragocen bogelni kamen. Kdor veruje vanj, ne bo osramočen. Vam torej, ki verujete, je čast. Tistim, ki ne verujejo pa, kamen, ki so ga zidari zavrgli, je postal vogelni kamen in kamen spotike in skala pohujšanja. Ker niso pokorni besedi, se spotikajo in prav zato so bili postavljeni. Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo, določeno za Božjo last, da bi oznanjali slavna dela tistega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč. Verbum Domini.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. In che volte Gesù ridisse ai suoi discepoli, il vostri cuore non l'ha di conturbassi, credete in Dio e credete anche in me. In te chiasse digno pare ide tampues, se nos varesio forsi dit che io voia preparaus un pues, e quanch'io sarai là, te os varai preparatum pues, o tornarai os chiapparai su con me, pare che o sedis anche vualtris là che o sarai io. E là che o voi, vualtri so cognosces la strade. Id isto mas, Signore, nos avin la che tu vas, semud podino cognosci anche la strade. Id is Gesù, io soy la strada, la verità e la vite. Nissun non val pari se non mi diandi me. Se mi vessis cognosut meo, cognosaresis anche mio pari. E già di cumolu cognosese lu vesvio tu. Idis Filip, mostrinus il pari e nus baste. Idis Gesù, dopo mai che io soi con vualtri, se tu Filip non tu mi has in mono cognosut, che il che mi ha viodut me, alla viodut il pari.
semud facis tua dimostrinus il pari, no crodis tu che io soi tal pari e che il pari a lei in me. Lis peraulis che io dis no li dis di chiafnio, il pari che al bifin me al fas li so paris. Crodetmi, io soi tal pari e il pari a lei in me. Crodet al malcul in grace de me so paris. In veritatus dis, che il che al crot in me, al fasarà anche lui li so paris che io fasio, e in fasarà anche di plui grandis. Parece che io soi lì dal pari. Verbum Domini. Mandi e ci sentiamo subito a casa, perché servi gli uni degli altri, legati dall'amore. È una celebrazione che ci aiuta a comprendere come ogni Eucaristia ha sempre due lati della mensa, quello aperto sul mondo, su questa spettacolare cattedrale, come ha detto all'inizio il Vescovo, che si era raccomandato col Signore che ci fosse bel tempo, e quindi il Signore ci farà tornare tutti colorati. Questo anche arderà il cuore nel petto, sicuro, ma anche così pieni di colore. Il lato aperto sulla terra e quello aperto sul cielo. Siamo uniti nella comunione con tutti i nostri cari, con quei nomi che sono persone a cui la nostra vita è legata, che godono pienamente dello stesso amore che ci è donato oggi. Sono con noi e per certi versi noi con loro. Ricordare quei tanti nomi e quell'immenso dolore che non vogliamo dimenticare. Come dimenticare? E anche come restare oggi indifferenti ai terremoti e ai terremoti della guerra. È la comunione che ci dona Gesù, insieme a chi fu colpito, a quanti portano le cicatrici nel proprio corpo, ai tantissimi che a distanza di anni misurano quanto è atroce l'assenza, sperimentiamo anche la consolazione e la tenerezza dell'amore. Pierluigi Cappello, poeta di Gemona, tetraplegico, descriveva così il terremoto. La grande casa sembrava sul punto di prendere il volo, sospesa sul ciglio dell'altura, investita dalla luce, nell'aria, forata da parte a parte dal cantare degli uccelli
che la guarniva tutta e la rendeva leggera e massiccia insieme, come un veliero pronto per salpare. E poi la tragedia, l'Orcolette. Alcuni racconti che mi hanno colpito e che ci aiutano, mi hanno aiutato a rivivere quel dolore immenso. La ragazza della roulotte vicina, treccine bionde, una faccia nordica col nasino all'insù, si chiamava Raffaella. A 10 anni fa la quinta, dopo il terremoto non può più correre né giocare, può solo stare seduta, ancora non sono arrivate le stampelle. Per ogni spostamento bisogna portarla in braccio, ci racconta una lucidità disarmante. È rimasta sotto le macerie della sua casa per ore, al buio. Sentiva il pianto del fratellino, cercava di rincuorarlo. Ma quando sono arrivati i soccorritori, il fratellino ormai non piangeva più. Che erano morti anche la sua mamma e il suo papà, l'ha capito da sola. Mi dicevano che erano in un altro ospedale, ma mica sono scema. E raccontava Monsignor Battisti, il dolore l'abbiamo letto sui visi sconvolti, l'abbiamo sentito nei racconti mozzati dai singhiozzi. Singhiozzi di una mamma di Mels che ho incontrato alle 2 di notte davanti alla chiesa di Maiano crollata, piangeva il figlio. Il figlio sposato era stato a trovarla 2 ore prima e lei aveva detto: Frut, fermiti a cena con me. E lui disse: no mamma, mi sono sposato da pochi mesi, la mia sposa mi attende. 2 ore dopo era stato trovato sotto quel grande fabbricato nel quale sono perite 17 famiglie. È il racconto mozzato dai singhiozzi di un papà di Gemona, presso il santuario di Sant'Antonio, che mi è crollato tra le braccia e diceva: ho portato ieri sera i bambini al rosario e io ho fatto 2 passi con mia moglie. Ci sentivamo come 2 sposi novelli. Poi la moglie ha preso i bambini dalla chiesa e li ha portati a casa. E sono stati sepolti, lì sotto quelle macerie. E io sono rimasto solo. Ecco, e ognuno di noi e ognuno di voi porta tanto di questo dolore. Il Vangelo di oggi sembra stridente con questo dolore senza misura. Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Qualche volta sono quelle parole che di fronte al dolore degli altri ripetiamo in maniera un po' facile, no? Ma chi pronuncia queste parole non è un uomo che sta bene e lo spiega a chi sta male. Non è un uomo che parla da qualche luogo sicuro, forte del suo benessere. Gesù è uno che sta per essere ucciso ed è consapevole della condanna a morte che pendeva su di lui. È il nostro turbamento di cui parla, che non passa anche a distanza di 50 anni, come la paura, ma che l'amore ci insegna ad affrontare, per non restarne prigionieri. Gesù va a prepararci un posto, perché come chi ama vuole che l'amato stia dove sta lui. Dove sono io siate anche voi. Ed è per far questo che lui è venuto dove siamo noi. Ed era con loro, in quella notte tragica. Ha attraversato anche lui il buio angosciante della sofferenza, l'incertezza della morte e del morire. E adesso sappiamo che ci accompagna lui, che non siamo soli, che piange con noi e per noi, che ci ha affidato a sua madre dalla croce e lei a ognuno di noi. E infine, voi conoscete la via, la strada, se ho capito bene in friulano. Ho sempre ammirato la franchezza di Tommaso, che, a differenza degli altri discepoli che se ne stanno zitti zitti, esprime anche le domande spesso mute nel cuore dei discepoli, perché dirlo può apparire dubbio, presunzione, poca fede. È invece la richiesta di conoscere.
per non perdere la fede di fronte al turbamento, per aiutare altri a trovarla. È ricerca di verità e di futuro. E la risposta di Gesù non è una regola, un'indicazione morale da osservare, una prova definitiva e convincente, ma Lui. È Lui, da ascoltare e da seguire, da amare e a cui affidarsi, ma anche da sentire il suo amore sino alla fine. Era là sotto con loro, insomma. Un'amicizia fino alla fine, perché l'amicizia non finisca. Conosce solo chi ama. Io sono la via, la verità e la vita. Ecco, il terremoto distrugge, l'amore rimette insieme. Quelle settimane sono state una lezione per tutta l'Italia e per il mondo di cosa significa lavorare e lavorare insieme, dove ciascuno fa il massimo, senza opportunismi, polarizzazioni misere e ignoranti, calcoli, convenienze piccine di parte, perché l'unica parte è affrontare il dolore e ricostruire. Si manifestò un noi forte, resistente, perché era chiaro, indiscusso, che il tutto è superiore alla parte. Per questo non ci si può dividere, è colpevole farlo, indebolisce, rende impotenti di fronte a tanta sofferenza. E vorrei che, come allora, oggi, ancora dal Friuli partisse questa consapevolezza per il nostro Paese, per l'Europa, per il mondo, con serietà e umiltà. Non si perse tempo per discutere, per dividersi, e da questo sforzo nacquero realtà importanti per tutti. Ad esempio, non c'era la protezione civile, fu proprio questa esperienza a tracciarne la fisionomia e aiutare la scelta. E penso che anche le Caritas tanto hanno imparato da quei giorni di tanta solidarietà. Disse allora Monsignor Battisti: io sono un povero vescovo, ma il dolore di questa terra penso che mi dia l'autorevolezza di alzare oggi la voce, perché da questo Friuli parta un grido. Fratelli italiani, abbandonate gli odi, abbandonate le vendette, abbandonate le violenze. C'è tanto spazio per l'amore, c'è tanto bisogno di amore e di bontà. L'amore qui in Friuli oggi è l'unica cosa che resta, ma è l'unica cosa che conta. E di amore ce ne fu tanto, e i gemellaggi sono stati questo. E poi in realtà la solidarietà ha cambiato la vita di tutti, chi ha aiutato e chi ha aiutato. Alla fine non si distinguevano più. Così è nella solidarietà. E la presenza di tanti oggi e di quei tanti che sentiamo vicini e che so quanto hanno quei giorni, quelle settimane, hanno segnato la loro vita. Non sono tornati come sono venuti. Hanno trovato tanto amore, hanno dato tanto amore. L'ultima cosa. I friulani si fecero aiutare, cacciando in gola le lacrime per quello che era successo e rimettendo in piedi prima le fabbriche, poi le case e infine le chiese, come indicò sempre il vescovo Battisti. Perché senza il lavoro i friulani avrebbero ancora lasciato le proprie terre e poi ricostruire com'erano e dov'erano. Mi ha colpito, ci devo andare, Monsignor Riccardo me l'ha promesso, a Venzone, perché tutti i sassi ai piedi dell'uomo furono numerati ed erano 12.000 e ordinati. Guardare al futuro conservando il passato. I figli li chiamate i fruits, che significa i frutti. Anche questa è un'altra immagine di continuità. La pianta, il grande albero, i frutti. E che senso ha una vita senza dare fruits? E forse quella forza, quella voglia di futuro era proprio per quei fruits che poi sono venuti.
E nell'avvenimento del terremoto è questo il messaggio che Dio ci ha inviato, è questa domanda che è motivo di tanto turbamento. Il problema è far sì che crediamo all'amore di Dio in questo dolore. Sempre Monsignor Battisti disse: da questa terra tormentata parte un messaggio di amore. L'amore, disse, è stato l'ultimo e l'unico testamento lasciato da tanti morti trovati abbracciati tra loro l'un l'altro. Messaggio d'amore lasciato da un papà che, morto nel condominio di Maiano, reggeva tra le braccia la sua bambina. Messaggio d'amore lasciato da due uomini che, curvi col loro corpo diventato cadavere, avevano fatto da schermo e da protezione alle loro spose, ancora vive. Questa è la speranza che è cristiana, per cui se cessa la presenza fisica, non quella spirituale, e perché aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Ma è anche la speranza umana, che qui ha avuto un nome, la casa. La ricostruzione non è mai solo materiale, ma sempre spirituale. Costruire casa, focolari, no? Comunità, riconciliare relazioni che conservavano ferite e che non è mai buono portarsi indietro, e anche tessere nuove relazioni perché nessuno sia lasciato solo. E credo che questo ci è chiesto anche oggi, per difendere la casa comune che è la terra e farlo con la stessa serietà, umiltà, rigore, lavoro che abbiamo visto qui in Friuli. Padre Turoldo raccontò come una donna in fila gridò al soldato che nella fretta di riempire le scodelle versava un po' di minestra per terra: Frut, non strancià, figlio, non sciupare. Niente sprechi, come chi conosce il valore delle cose e non è stordito dal benessere. Anche questa una lezione che il Friuli offre ancora oggi al nostro Paese. Paolo VI disse: il nostro cuore è come un sismografo, nel quale si ripercuotono tutte le vibrazioni dell'umana passione. Piangiamo insieme. Cominciamo così a scoprire qualche bene e non mediocre, sia nel male che ci colpisce. Il primo bene è la solidarietà. Il dolore si fa comunitario. Ci sentiamo fratelli, diventiamo cristiano, comprendiamo gli altri, esprimiamo finalmente amore disinteressato, solidale e sociale. Ecco, oggi capiamo con rinnovata consapevolezza che dobbiamo tenere sempre acceso il sismografo del nostro cuore, attenti al dolore degli altri, che porta alla compassione e alla solidarietà, che ci fa godere la beatitudine di avere un cuore, perché solo come chi ama ed è amato. Ci affidiamo tutti a Maria, che continua a generare Gesù, speranza cristiana e umana, e che continua a intercedere per noi. Ave, o Vergine, us saludi, come la iul anceiò. Ave, o plene d'ogni grazie, il Signor are con voi. Amen. Noi, come ci tramandano i nostri padri, seguiamo la norma che abbiamo ricevuto nella chiesa di Aquileia con la grazia del battesimo. Io credo in Dio, onnipotente, invisibile e impattibile, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale nacque per opera dello Spirito Santo dalla Vergine Maria,
fu crocifisso sotto Ponzio Pilato e sepolto. Discese negli inferi. Il terzo giorno è risuscitato. È asceso in cielo, siede alla destra del Padre. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa, la remissione dei peccati, la resurrezione di questa carne. Amen. Al di fuori di questa fede che ho dichiarato, che è comune a Roma, Alessandria e alla nostra Aquileia, e che si professa anche a Gerusalemme, altra non ho avuto, non ho, e in nome di Cristo non avrò. Fratelli e sorelle, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore per liberarlo dalla morte. Attingendo la nostra speranza al sepolcro vuoto del Signore, supplichiamo Dio, Padre, affinché accompagni con la sua benedizione il cammino dell'umanità. Preghiamo il Signore, te rogamos audi nos. Preghiamo per i pastori della Santa Chiesa. Tu hast su il nostri popul, in grazia dai vescovi, dai predis e dai diacons, che, per amor del trop che ora è stato consegnato, han tornato a fa sflammiare speranze. Anche in di voi, benedis i nostri pastori, e fas che si spindin con generosità per nostra Iglesia. Preghiamo per le vittime del terremoto. Tal to disegn misterios, iem filis maseris dal terremoto, tu has clamat li di te unevore di fradis e di surs. Riceviu te to chiase, e clamiu alla comunion culto fi, ca le strade, veretat e vite. Preghiamo per la pace nel mondo. Zemlja je polna tvoje ljubezni, zmočo svetega duha jo razširi na kraje, kjer sta nasilje in vojna pohabila obliče človeštva in v srca vseh zadiši željo po miru. Preghiamo per i malati e i sofferenti. Tvoj sin je prešel iz smrti v življenje. Daj tistim, ki trpijo, moč vere in tolažilno navzočno ustalega Gospoda, ki spremeni vsak strah in bolečino v živo upanje. Preghiamo per coloro che sono a servizio del prossimo. In der Großzügigkeit derer, die uns zur Hilfe gekommen sind, haben wir deine starke Hand gespürt. Belohne ihre Mühen und öffne noch mehr die Herzen vieler, damit sie den Schrei der Leidenden hören und sich der aufrichtigen Nächstenliebe öffnen. Preghiamo per noi qui riuniti. Sei vita e consolazione di ogni uomo. Sorretti dal tuo spirito, fa che proseguiamo il cammino nella serenità e nella pace e tutta la nostra vita sia un canto di lode al tuo amore fedele. O Padre, ascolta la nostra supplica e manda il tuo Spirito, perché tutto il mondo riconosca e veda che quanto è distrutto si ricostruisce
quanto è invecchiato si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità per mezzo di Cristo, che è principio di ogni cosa. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che nella comunione mirabile a questo sacrificio ci hai resi partecipi della tua natura divina, dona a noi, che abbiamo conosciuto la tua verità, di testimoniarla con una degna condotta di vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. E rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente una cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Ermacora e Fortunato, San Luigi Scrosoppi e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa, Leone, il nostro Vescovo, Riccardo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua,
Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola. Ci disponiamo con ordine alla comunione eucaristica. I ministri saranno accompagnati dagli scout con gli ombrelli rossi, con gli ombrelli bianchi. Gli ombrelli rossi invece segnaleranno i ministri per i celiaci.
esprimiamo la nostra fede con il canto. Amen.
Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donegli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Cari fratelli e sorelle, oggi abbiamo partecipato a questa gioiosa celebrazione in cui abbiamo sentito vivo lo Spirito di Dio che ci ha resi suo popolo santo in questa nostra terra friulana. Abbiamo fatto memoria delle sofferenze di 50 anni fa e abbiamo ringraziato chi in quel frangente ci aiutò a risorgere, a non disperdere la nostra fede, la nostra identità e la nostra cultura. Come direttore del Consiglio Pastorale Diocesano, a nome di tutti i laici e le laiche della nostra arcidiocesi, esprimo la nostra gratitudine all'attuale pastore di questo popolo di Dio, l'arcivescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba, che ha voluto questa Santa Messa. A lui chiediamo che continui a guidarci in quest'opera di ricostruzione spirituale, morale ed ecclesiale. La tragedia del 76 è stata immensa, ma ogni tempo ha le sue emergenze, le sue sfide e possiamo affrontarle solo stringendoci tutti quanti insieme. Ringraziamo il Cardinale Matteo Maria Zuppi che ha presieduto questa celebrazione ed ha acceso i nostri cuori con la sua parola di speranza, facendoci anche sentire in comunione con tutta la Chiesa italiana e con il Papa. Ringraziamo le autorità civili e militari che ci hanno onorato partecipando a questa celebrazione. In particolare ringraziamo il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, il Dottor Massimiliano Fedriga. E con lui il Consiglio regionale, gli assessori, i loro collaboratori, lo staff della Protezione Civile, tutti quelli che hanno permesso e sostenuto la realizzazione di questo evento. Assieme a loro salutiamo anche le autorità di governo e i parlamentari. Ringraziamo il Sindaco. Ringraziamo il Sindaco, il Comune e la Parrocchia di Gemona, così come le autorità militari e l'Esercito italiano che ci ospitano oggi in questa caserma. Ringraziamo naturalmente tutte le varie forze di polizia, i vigili del fuoco, i presidi medici, i volontari, i tecnici e tutti quelli che hanno lavorato duramente per rendere possibile questa Santa Messa. A tutti loro e ai vescovi e alle delegazioni diocesane presenti vogliamo esprimere il nostro caloroso grazie consegnando un oggetto piccolo che però è un simbolo grande, per noi importante. L'angelo che svetta in cima al campanile della chiesa di Santa Maria di Castello a Udine. È l'angelo che annunziò a Maria la nascita di Gesù, nostro Salvatore e unica speranza del mondo. È l'angelo che annunziò alle donne anche la risurrezione di Cristo, la risurrezione dai morti, quell'annuncio di risurrezione di cui la nostra terra ancora oggi ha fame e sete.
E ora il nostro arcivescovo consegnerà ad alcune personalità questo angelo del castello. È un grazie che attraverso di loro si estende alle istituzioni, alle realtà, alle associazioni, a tutti coloro che rappresentano e che hanno contribuito alla rinascita del Friuli e della Chiesa friulana. Pregherei le autorità che ora elencherò a venire a ritirare questo pensiero importante direttamente dalle mani del Cardinal Zuppi. Il Presidente della Regione, Dottor Massimiliano Fedriga. Il Prefetto di Udine, Dottor Domenico Lione. Il Questore di Udine, Dottor Pasquale Antonio De Lorenzo. Il Comandante della Brigata Alpina Giulia, Generale Francesco Maioriello. Il Tenente Colonnello Ivano Bigica del Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine. Il Sindaco di Gemona e Presidente dell'Associazione dei Comuni Terremotati, il Dottor Roberto Revelant. Il magnifico rettore dell'Università di Udine, che qui rappresenta il mondo della cultura e della scuola, il professor Angelo Montanari. Il direttore della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, l'ingegner Amedeo Aristei. Il mondo del volontariato, rappresentato dagli esponenti dello scautismo, per la GESCI, Associazione Guide Scout Cattolici Italiani, l'incaricato regionale alla Protezione Civile, Giuseppe Diana. E per la FSE, Federazione Scout d'Europa, Cassandra Pisnoli, commissaria distrettuale del Friuli Venezia Giulia. Il Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, sezione di Gemona, Dottor Ivo Del Negro. Il parroco di Gemona, Monsignor Valentino Costante, e con lui tutti i sacerdoti e diaconi della diocesi. Il Friuli vi ringrazia di cuore e non dimentica. Il Friulus ringrazia di cuore e non dismentè. Ora l'angelo di Santa Maria di Castello verrà consegnato dall'Arcivescovo Riccardo agli altri vescovi presenti e dai seminaristi ai delegati i cui vescovi non hanno potuto essere presenti. Chiediamo ai delegati, se possibile, di alzarsi in piedi.
Ecco, prima di chiedere la benedizione, però anch'io penso a nome di tutti quanti i confratelli e di tutte quante le delegazioni dobbiamo ringraziarvi. Dobbiamo ringraziare la Chiesa di Udine, Monsignor Riccardo e tutti quanti voi che in tanti modi avete reso possibile questa celebrazione, ricordando tanta sofferenza ma anche tanto amore, tanta solidarietà, in cui si confonde chi aiuta e chi ha aiutato. Di questo vi ringraziamo tantissimo, lo portiamo nel cuore, lo porteremo nel cuore ed credo che sia un messaggio così importante per tutti. E poi un altro ringraziamento specifico bisogna farlo anche alla corale, perché se questa è la cattedrale ci ha fatto la colonna sonora del cielo. Quindi, corale e orchestra. Siccome pare che canteremo tutti in cielo, così cominciamo a esercitarci, grazie di averci fatto un allenamento così. Chiediamo su noi tutti, su questa Chiesa, sulle varie comunità, la benedizione del Signore e da qui anche davvero tanta luce, tanta consolazione per coloro che vivono oggi le tante tragedie che colpiscono e offendono l'umanità. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio, che nella resurrezione del suo Figlio unigenito ci ha donato la grazia della redenzione e ha fatto di noi, i suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Il Redentore, che ci ha donato la libertà senza fine, vi renda partecipi dell'eredità eterna. E voi, che per la fede in Cristo siete risorti nel battesimo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
qua in giro.